Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Campobello di Mazara per la maestra amante di Messina Denaro e il geometra che gli aveva prestato l'identità, sequestro di beni per oltre 1 milione. È originaria di Palermo la vittima del femminicidio di Spoleto, il marito è stato fermato dopo che aveva tentato il suicidio. Abusi sessuali su minori, anche in tenerissima età, 5 arresti nel Palermitano, 3 indagati, in carcere pure uno studente di 20 anni. Via libera alla privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. Approvati i documenti che consentiranno l'apertura degli scali al mercato internazionale. Si innalza di 2 metri il livello dell'acqua della diga Rubino nel Trapanese, ma per gli agricoltori non basta. Per l'irrigazione necessari almeno altri 4 metri di invasamento. Truffa del falso carabiniere a Tortorici. La vittima, un'anziana donna, si è rivolta ai carabinieri, quelli veri, che hanno arrestato il malvivente, un giovane catanese in trasferta. Oggi giornata mondiale del teatro, una forma di spettacolo nata oltre 2500 anni fa, che è cultura, arte, ma anche terapia, come raccontano al TG Sicilia Fioretta Mari e Plinio Milazzo. Il Catania, reduce da 7 risultati utili consecutivi, domenica gioca a Trapani. Toscano valuta l'11 titolare, sapendo di avere la possibilità di scegliere in casa di una squadra, quella granata, di valore, ma reduce da 5 sconfitte di fila. Bentrovati. Campobello di Mazara, sequestrati beni per oltre 1 milione alla maestra amante di Messina Denaro e al geometra che gli aveva prestato l'identità. Laura Spanò. Dopo la condanna, per i cugini Laura e Andrea Bonafede di Campobello di Mazara arriva il sequestro dei beni, valore complessivo 1.400.000 euro. La prima è la maestra e amante di Matteo Messina Denaro, il secondo invece è il cugino geometra che ha prestato una delle identità usate dal boss per curarsi dal cancro che lo affliggeva. Il duplice provvedimento emesso dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Trapani, che ha accolto la richiesta della DDA ed eseguito dai finanzieri di Palermo, riguarda un appartamento a pochi passi dalla statua in via Libertà a Palermo ed ancora immobili, appartamenti e terreni a Campobello di Mazara e Castelvetrano, 13 rapporti bancari e una macchina. I finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno effettuato un accertamento sui beni di pertinenza dei cugini Bonafede, condannati rispettivamente a 11 anni e 4 mesi e 14 anni di carcere, e dei loro nuclei familiari, e ne hanno tracciato i possibili flussi di denaro diretti a finanziare la latitanza del capomafia oggi deceduto. I sequestri seguono quello subito dalla famiglia di Giovanni Luppino, l'autista che accompagnava Messina Denaro il giorno che fu catturato alla clinica La Maddalena, ritenuto uno dei favoreggiatori della latitanza del boss. In quel caso il sequestro ammontava a oltre 3 milioni di euro. Ancora un femminicidio, vittima una donna di Palermo, 37enne, è avvenuto a Spoleto. Il marito è stato fermato dopo che aveva tentato il suicidio. Manlio Viola. Strangolata dal marito al culmine probabilmente di una discussione nella loro casa di Spoleto. La vittima è la palermitana Laura Papadia, 37 anni, uccisa in casa da Gianluca Romita, milanese di 44 anni, reo confesso. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri in Umbria, ma è stata scoperta soltanto in seguito. Le forze dell'ordine hanno trovato il corpo della donna riverso sul letto in un appartamento al 4° piano della Rocca dei Perugini, un palazzo storico di Spoleto in provincia di Perugia. Il primo allarme che faceva presagire la tragedia era scattato al 112 in seguito ad una chiamata proveniente da Orestano in Sardegna. Era la ex moglie di Romita che raccontava di aver ricevuto una telefonata dall'ex marito sconvolto che le annunciava di aver ucciso la nuova moglie. Gli inquirenti facevano irruzione nella casa della coppia a Mazzocca di Senigallia in provincia di Ancona, ma senza trovare nulla. I due infatti si erano trasferiti, ma non era stato ancora registrato il cambio di residenza. Più tardi la polizia veniva allertata per un uomo che minacciava il suicidio dal Ponte delle Torri di Spoleto.
All'arrivo degli agenti Gianluca Romita si trovava in bilico a 80 metri di altezza. Dopo averlo convinto a scendere, gli investigatori ascoltavano la sua confessione e trovavano il corpo della donna nell'appartamento indicato da Romita. I carabinieri di Montelepre hanno fermato un trentenne romeno accusato del tentato omicidio della madre. L'aggressione è avvenuta in casa, la vittima salita dal figlio durante una lite. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla, la donna ha reagito, è riuscita a divincolarsi, a fuggire e a rifugiarsi in un bar. Abusi sessuali su minori anche in tenerissima età. Blitz nel Palermitano, 5 le persone arrestate, 3 indagati, in carcere pure uno studente di 20 anni, Desiree Ferlito. File, video e immagini che documentano scene agghiaccianti, abusi e sfruttamento sessuale su minori anche in tenerissima età. Sono bambini di ogni parte del mondo, soprattutto asiatici e africani, ma anche europei e americani. 5 le persone arrestate dalla Polizia di Stato e altri 3 i denunciati, tutti palermitani, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Palermo. L'accusa nei loro confronti è divulgazione, cessione e detenzione di immagini e video pedopornografici. Il materiale e i dispositivi rinvenuti sono attualmente disposti agli accertamenti necessari per far luce su ulteriori aspetti dell'inchiesta, compresa l'identificazione delle piccole vittime. Tra gli arrestati c'è un pensionato di 80 anni che ha lavorato in un'azienda partecipata a Palermo e uno studente di 20 anni. La madre del giovane si è sentita male non appena ha sentito le contestazioni mosse dalla polizia postale al figlio. Spaventosa la quantità di materiale sequestrata. In casa di uno dei 5 arrestati sono stati trovati 50.000 file, nell'abitazione di un altro 25.000. Parapentes, il nome dell'operazione che ha scandagliato il dark web, dove gli utenti vanno alla ricerca di materiale pedopornografico. Le 8 persone coinvolte nell'inchiesta non hanno legami tra loro e per questo sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire anche la loro rete di contatti. Voltiamo pagina, via libera alla privatizzazione degli aeroporti di Catania e di Comiso. Approvati i documenti sulla base dei quali partirà la consultazione del mercato internazionale. Luca Ciliberti. Il processo di privatizzazione della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, è pronto a partire. L'assemblea dei soci si è riunita e ha deliberato l'approvazione delle procedure e i documenti, incluso il piano industriale, che porteranno al bando per i privati. Fontanarossa è il quinto aeroporto italiano per traffico, con oltre 12 milioni e mezzo di passeggeri, poco distante da Napoli, che alla fine del 2024 ne contava 12 milioni e 7. Ai primi 3 posti ci sono Roma, Milano Malpensa e Bergamo, tutti scali già gestiti da gruppi privati. Cambierà per il passeggero poco, nel senso che comunque ci sono degli investimenti che si dovranno andare a realizzare, ma cambierà molto in termini di opportunità per lo stesso e quindi per i siciliani, perché se si dovesse individuare un partner che voglia seriamente investire sui nostri 2 aeroporti, che abbia la finanza necessaria a farlo e magari del know-how che si possa aggiungere al nostro, e allora sì che le cose cambierebbero. Lo scalo di Catania fa gola a molti e con i dovuti investimenti potrebbe trasformarsi in una infrastruttura che moltiplicherebbe i già alti ricavi. Rimarranno i soci pubblici che avranno un controllo importante e eventualmente dovessero decidere di dare anche spazio a un privato che potrà portare capitale e know-how. Il processo di privatizzazione interessa già grossi player imprenditoriali, dalla ex Atlantia agli argentini di Urkenian fino a F2I, che controlla molti scali strategici italiani. L'apertura ai capitali privati con un controllo pubblico equilibrato, spiega soddisfatto il presidente Schifani, garantirà una gestione più dinamica ed efficiente. Il nostro obiettivo deve essere quello di rendere questi scali sempre più competitivi e centrali nel panorama mediterraneo. Antonio Belcuore, commissario straordinario della Campcom del Sud-Est Sicilia, azionista di maggioranza di SAC, definisce il voto unanime dei soci e le sue conseguenze un fatto epocale per la crescita del territorio. Sulla stessa linea il sindaco di Catania, anche sindaco metropolitano, Enrico Trantino, che parla di inizio di una nuova frontiera del traffico aereo. Andiamo nel Trapanese, si innalza di 2 metri il livello di invasamento della diga Rubino. Arriva l'autorizzazione dal Ministero, confermata anche dalla Regione, ma per gli agricoltori non basta. Per garantire l'irrigazione delle campagne servirebbero almeno altri 4 metri di acqua. Manlio Viola.
Sale di 2 metri il livello di possibile invasamento della diga Rubino. Il Ministero ha dato il via libera dopo le proteste dei sindacati agricoli Confsal, Compagri e Federagri, ma la protesta non è rientrata. Le dighe in Sicilia, dopo la vicenda della diga Trinità, adesso anche quella a Rubino, sono da tempo simbolo di un sistema idrico allo sbando, fatto di ritardi e forse anche di negligenze. La prima parziale vittoria, che porta fino a 180,4 metri sul livello del mare, il livello della diga Rubino, consentirà di trattenere centinaia di migliaia di ettolitri d'acqua piovana che altrimenti finirebbero gettati via. Ma questo non basta a garantire la stagione irriqua, per la quale servirebbe un innalzamento almeno di altri 4 metri fino a quota 184. Ma per il Ministero tale quota è pericolosa per la tenuta dell'infrastruttura. Non ci fermiamo in termini di protesta e di rivendicazione per un semplice motivo, perché bisogna capire prima di tutto quali sono queste fantomatiche possibili difficoltà strutturali che gli invasi hanno, dalla Trinità alla stessa Rubino. Ricordo a me stesso che la Rubino avrebbe la possibilità di invasare 11 milioni di metri cubi, motivo per cui siamo al di sotto di un 30% abbondante. La battaglia dei sindacati agricoli quindi non si ferma. Negli ultimi 2 anni gli agricoltori della zona hanno visto falcidiati, raccolti e compromesso lo stato di salute delle colture di vigneti, oliveti e frutteti a causa dei cambiamenti climatici che hanno ridotto notevolmente le piogge in Sicilia. Senza acqua neanche dalle dighe, la prossima estate rischia di essere un disastro. Torniamo a Catania, progetto di riforestazione per il Parco Gemellaro, messe a dimora oltre 1000 piante. La speranza è che resistano alla torrida estate catanese. Legambiente dice: vigileremo. Tonino De Mana. L'ingresso non è cambiato, fichit'India sul tetto nell'ottobre del 2024 e fichit'India sul tetto adesso. Le nostre telecamere tornano al Parco Gemellaro, ma questa volta non per documentare scene di degrado, ma per un ambizioso progetto di riforestazione con la messa a dimora di 1000 piante. Pollice verde per l'assessore comunale all'ecologia Pesce, impegnato a piantare uno dei tanti arbusti. Il nostro obiettivo è principalmente salvaguardare gli spazi verdi esistenti e infatti stiamo facendo tante operazioni di riqualificazione. Una di queste appunto è Parco Gemellaro, stiamo interessando pure Parco Geni, gli altri parchi per regalarle appunto alla città in maniera più vivibile. Assessore, si piantano migliaia di alberi, alberelli, però al Librino, alle spine verdi, le piante appena messe a dimora sono completamente ricoperte dalla vegetazione, sono in sofferenza. Sì, infatti a breve interverranno appunto per un decespugliamento importante proprio per impedire che le piante muoiano. L'importanza di area verde e quindi alberate è fondamentale per le città, come sottolinea Legambiente. La riforestazione urbana è un elemento veramente importante perché riesce a far abbassare la temperatura nelle nostre città. Ed ora sarà necessario prendersene cura, obiettivo miseramente fallito alle spine verdi di Librino. Sul Librino purtroppo è andata male, noi in verità non conoscevamo il fatto che questi alberi erano stati un attimino abbandonati e seguiremo e approfondiremo. Di sicuro con il caldo torrido dell'estate catanese resisteranno i fichit'India, per le altre piante staremo a vedere. Ancora una truffa ad anziani. In manette un 21enne di Catania in trasferta a Tortorici nel Messinese. Si era spacciato per carabiniere presentandosi a una donna in età. Fondamentali per il suo arresto le dichiarazioni della stessa vittima e le immagini della videosorveglianza. Francesco Triolo. Ancora una truffa ad anziani, stesse modalità, stesso modus operandi di tanti altri tentativi che stanno venendo alla luce nel corso soprattutto dell'ultimo anno grazie ad un'attività capillare da parte dei carabinieri. Questa volta però è andata male ad un 21enne catanese che aveva portato a segno il colpo ai danni di un'anziana di Tortorici, zona nebroidea della provincia di Messina, arrestato con l'accusa di truffa aggravata. I fatti risalgono allo scorso dicembre. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, fingendosi un avvocato, avrebbe contattato telefonicamente la vittima e per persuaderla ha inscenato un incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta la figlia con la richiesta di 15.000 euro o il corrispettivo in preziosi che la donna avrebbe dovuto consegnare quale cauzione per evitare l'arresto della parente
ad un maresciallo dei carabinieri. Spaventata e preoccupata, la donna avrebbe assecondato le richieste del sedicente avvocato e poco dopo la telefonata aveva consegnato 300 euro svariati oggetti preziosi per un valore di oltre 5.000 euro ad un individuo che in uniforme, fingendosi un appartenente all'Arma dei Carabinieri, si era presentato a casa della vittima e una volta in possesso del denaro e dei preziosi si sarebbe allontanato con una vettura risultata noleggiata. Le indagini, grazie alle dichiarazioni della vittima e di alcuni familiari insieme alla visione dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso quindi di accertare e documentare il modus operandi messo in atto dal presunto truffatore, non basato sull'improvvisazione ma con un'attenta pianificazione attraverso la quale avrebbe sfruttato la debolezza e l'ingenuità dell'anziana signora. Da Palermo arrivano i dati sui soccorsi realizzati dal 118 nel 2024. Sono numeri importanti, ma emergono anche le difficoltà per gli stessi operatori, dalle aggressioni alla carenza di personale. Marco Gullà. 427.389 interventi di soccorso in tutta la Sicilia nel 2024 da parte del 118. Il report è stato presentato questa mattina durante un convegno a Palazzo dei Normanni a Palermo. Durante l'evento si è discusso anche dei modelli organizzativi regionali e del punto di vista delle società scientifiche. Numeri importanti, come vediamo, ma quel che preoccupa sono anche i dati delle aggressioni agli operatori del 118, sempre più presi di mira durante gli interventi di soccorso. Sto facendo battaglie come frontman di tutti gli autisti soccorritori, assolutamente abbiamo fatto tanto, abbiamo iniziato l'interlocuzione con la prefettura soprattutto perché ci sta dando un grande sostegno per definire percorsi migliori affinché si possano creare tutta una serie di deterrenti per limitare questo fenomeno. Un'altra emergenza è sicuramente la mancanza di personale sia nelle ambulanze che negli ospedali e allora il piano per colmare questo gap è già in cantiere. L'obiettivo è quello di definire un nuovo modello organizzativo nel quale gli infermieri, i medici e il personale autista soccorritore facciano parte di una dotazione organica di un'azienda zero. Tenga conto che tutto questo va strettamente connesso all'efficientamento del processo tecnologico che porterà da qui a breve all'attivazione del 116 e del 117, delle cosiddette chiamate urgenti che ridurranno certamente i passaggi nei pronto soccorso e garantiranno un sistema di risposta assistenziale in linea con le esigenze dell'utenza. Nasce a Ragusa e contemporaneamente in diversi comuni della provincia il Centro per Famiglie, un servizio aperto e gratuito che offre consulenze per l'istruzione e le relazioni. Veronica Barbarino. Tante e differenti sono le famiglie di oggi, tradizionali, allargate, omogenitoriali, monogenitoriali, tutte con le proprie esigenze e i loro problemi. E per supportarle, su aspetti sociali e relazionali, nasce contemporaneamente nei comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina il Centro per Famiglie. Non lasciare indietro nessuno è l'obiettivo. Sarà un centro che offre supporto di tipo psicologico, educativo, relazionale alle famiglie, tante, tutte differenti. Questo significa che ci rivolgiamo a tutte quelle situazioni familiari che hanno bisogno di un supporto. Medicare ha messo in piedi un'equipe di professioniste con varie specializzazioni. Il Comune metterà a disposizione le competenze delle proprie assistenti sociali insieme a quelli dei comuni del distretto 44. I bambini sono come cemento umido, tutto quello che cade su di loro lascia impronta, diceva lo psicologo Guinot. È importante quindi un ambiente educativo positivo e stimolante e il Centro per Famiglie è un luogo dove tutti potranno gratuitamente essere aiutati a sanare conflitti e a creare rapporti familiari sani ed equilibrati. Le famiglie possono candidarsi spontaneamente presentandosi in sede attraverso il sito web o possono farsi segnalare tramite istituzioni come Caritas, scuola e altre realtà locali. Oggi è la giornata mondiale del teatro, una forma di spettacolo nata oltre 2500 anni fa e che da 63 anni si festeggia il 27 marzo, appunto per promuovere le arti sceniche a livello globale. Il teatro è cultura, spettacolo, ma anche terapia, come raccontano due grandi attori catanesi al microfono di Eva Spampinato. Noi attori abbiamo il dovere di comunicare al pubblico
tutta la bellezza e la cultura del grande teatro. Ogni anno il 27 marzo si celebra la giornata mondiale del teatro, un'occasione per ricordare quanto questo straordinario linguaggio artistico sia fondamentale per la crescita della nostra società. Direi terapeutico, ma senza spaventarci della parola. Sì, il teatro fa bene a tutti, fa bene ai bambini, fa bene sicuramente anche agli adulti. Per migliaia di anni il teatro ha rappresentato l'unico modo di raccontare al pubblico storie comiche o drammatiche, prima nei teatri all'aperto, greci e romani, poi al chiuso. Catania è stata per anni un simbolo di grande teatro nel mondo. Abbiamo girato quasi tutto il mondo, portando Pirandello. Ma il teatro è anche importante mezzo pedagogico, come spiega Plinio Milazzo, che con Francesca Agate ha fondato il Teatro dei Piccoli e dei Ragazzi. In teoria la tecnica è la stessa, il bambino però forse ne ha più bisogno perché gioca col teatro. E infatti ci sono molti bambini bravi perché hanno questa inconsapevolezza, no? Loro si mettono dentro un gioco e si danno se stessi. Siamo contenti soprattutto quando vediamo che i bambini vanno poi bene a scuola, perché comunque riusciamo a togliergli quella timidezza che il teatro poi serve a questo. Fioretta Mari, celebratrice catanese che rappresenta un pezzo di storia per il teatro e il cinema italiani, proprio ai giovani dedica un messaggio: non demordete, abbiate fiducia nel vostro talento. I ragazzi che studiano teatro hanno una marcia in più. Il teatro rimane uno spazio di incontro autentico, un luogo dove l'animo umano può essere toccato, trasformato, rinvigorito. Al momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la voglia di continuità del Catania in campionato. Restate con noi. Calcio, domenica Trapani-Catania in diretta su Telecolor. Toscano ha a disposizione le ultime sedute settimanali per sciogliere i dubbi, soprattutto davanti. In difesa assente lo squalificato Di Gennaro. Marco Carli. Toscano osserva con attenzione il lavoro dei suoi. Adesso, da poche partite per la verità, può scegliere, mentre fino a qualche tempo fa le sedute si vivevano nella speranza di evitare l'ennesimo infortunio. Adesso la situazione è diversa. Si guarda chi più merita la maglia in attesa di Inglese e si spera per i play-off di Guglielmotti. E allora succede che anche un'assenza importante come quella di Di Gennaro, out per squalifica a Trapani, possa essere assorbita. Pronto Del Fabbro. Certo, il ritorno del difensore centrale ex carrarese è coinciso con 2 soli gol subiti in 4 partite e 2 clean sheet, ma anche l'ex Arezzo dà garanzie. E poi lì dietro c'è Ierardi che attraversa il miglior momento della stagione, così come Quaini che a centrocampo sta diventando una garanzia. A proposito, cresce di settimana in settimana anche la condizione di Ditacchio che diventa alternativa valida non solo a partite in corso. Là davanti, in attesa di Inglese out dal Monte, De Paoli favorito su un Montalto frenato dalla lombalgia con il Crotone, e poi alle spalle Jimenez e forse Lunetta, altro giocatore che ha avuto un grande impatto sul momento rosso-azzurro e che però può coprire 3 ruoli, fra cui anche il potenziale falso 9, e a quel punto è Costoppa fra i 2 trequartisti. Tante soluzioni, dicevamo. In casa Catania è tornato a vedersi qualche sorriso. Trapani con i Granata che vogliono rifarsi dopo 5 sconfitte di fila è la prossima tappa, non facile, per provare a proseguire sulla strada intrapresa. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.